Gunnarsdottir. Girelli cerca Berenstein con Filkens che tanto Cantore passa su Playdrup. Cantore si allarga, ha perso l'attimo per crossare, affida a Girelli, il cross è basso. Pondini, Salvai ci mette il piede, Boattin chiude e riparte. Benzina la porta fuori, provato a imbucare per Sabatino che non commette fallo. Allora Zamagnan, però Magnan con un intervento anche plastico. Occhio alla conclusione di Berenstein con Duran che salva tutto. Questa è la conclusione di Berenstein, la grande parata. Playdrup, palla lunga, gran controllo di Cleland, il cross a cercare Beccari, il controllo Beccari all'angolino, non esulta ma segna un gol splendido. È il gol dello 0-1 a sorpresa, passa il Sassuolo. L'attaccante dai gol pesanti Beccari, aveva già segnato all'Inter. Segna un gol meraviglioso contro Tomà, anche se in realtà c'è 6 di Nistrom fuori i cecchini. Di Girelli passa indietro. Berenstein scappa via sul sinistro, è passata Berenstein, ne ha due addosso, lavora all'indietro, Boattin, morbido, Boattin, Girelli, si gira la grande Girelli, Duran, decisiva, con un grandissimo intervento a salvare il Sassuolo, riesce a mettere giù il pallone in maniera incredibile. Due passi e sinistro, delizioso, la pareggiata alla Juventus, una magia di Boattin, una specialista che mette tutto in equilibrio. A 22 dalla fine va Boattin, pallone tagliato e arriva sotto porta, il gol del 2-1 Juve di potenza Nistrom, la ribaltata la Juve a 10 dal 90esimo. Per la Juventus ha segnato la numero 6 Nistrom. È brava a sentire la porta. Il pallone che resta lì di prima intenzione. Ottimo lavoro da parte di Monterubiano. Palis la mette fuori, poi Nistrom, Filangeri, va giù, non c'è nulla. Rimpallo poi a Milic, va col mancino. Però Magnan inchioda a terra, l'ultima occasione della partita. Vince soffrendo la Juve. 2-1, decide il gol di Nistrom.